Cara Mona, che in mezzo a due colonne ti sei la messa come un capitello. Al cupola ti gato cueto e il punto del cu tesora, sento sie. Perché t'adora tutte le persone? Ti sta coperta sotto un bianco velo che se qualcun te l'alza e che te espone, vittima sul suo altare, casca ogni usello. Ma che Mona è Mona? Non c'è più di moda! Baccaia! E quindi? L'odore di quello però. Ah, così ti ammetti! E quindi allora adesso si fa un musichetto. Non si usa più, certamente questa si Con le tue manine. Con le mie manine. Ma che sei qualche ingrediente? Perché io sono un menarosto. Senti, ma sto già di lavorare, ma... Non importa, una pausa così cicchetto. Ah, però, C'est bon. ti è abbastanza assata. Lasciamo smettere che mettere il peore. Una spruzzatina di qualcosa sola no, Lode alle tette. Interessante. Care tette, você è l'unica e sola parte che più somiglia alle culate. Tieni però, porta sempre a. Vu su quei colline delicate, dove in mezzo coi polli oselli svola, su quella bella vista che consola, perché proprio pare la via del latte, che va sempre... beati chi ve mette sulle sate, che come c'era il fuoco se ne scora, che c'era un personaggio sabaffo. Ti sai la storia come che si arriva al Baccaia a Venezia? Esatto, veneziani erano dispersi in Trentino. In Norvegia, poi a Trentino. Vabbè, Aveva fatto un naufragio vicino in Norvegia, che sono i pescatori col Baccaia secco. Cosa c'è sta roba? Che lo stucco. Esattamente. E dopo lo che portava a Venezia era un querini. Esattamente, perciò perché abbiamo erudio anche sulla storia del Baccaia. Ti piace, ti piace? Questo è il mio segreto, menarosto! Oh, ma la beve, no? Adesso che pensiamo? Menarosto, cucina da incubo. E che vi spiego? Niente in ordine, tutto per a posto. Menarosto, qua il fumo se più buon del rosto. Menarosto,